belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Gallo, dimmi Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo. Dove mi hai portato quest'oggi? Siamo a Longarone, questo comune così importante perché si trova a cavallo della pianura veneta, ma vicinissimo alle Dolomiti, le montagne più belle del mondo. Sì. Però sarà un viaggio molto particolare perché ricorderemo i 60 anni del disastro del Vajont e siamo stati presenti proprio a questo evento commemorativo che si è svolto proprio il 9 ottobre con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quale onore. Andiamo? Andiamo. Via! Benvenuti a Longarone. Dopo il disastro del Vajont, questa nostra comunità e questa nostra cittadina è ripartita. È rinata sulle ceneri purtroppo di quel disastro che l'ha praticamente distrutta, ma ha avuto una grandissima forza, quella di ricominciare. Qui a Longarone oggi si trova la più grande zona industriale della provincia di Belluno, si trova il quartiere fieristico che ospita manifestazioni come la Mostra Internazionale del Gelato, Arredamont, Agrimont, Caccia, Pesca e Natura. A Longarone poi ci sono delle straordinarie bellezze naturali come il parco di Caiada, la zona della Valle del Grisol e di Rizzapol, i Murazzi che sono scampati al disastro del Vajont, ma dal 2014, quando Longarone si è fuso con Castellavazzo, di fatto a Castellavazzo c'è il nuovo centro storico del nostro comune. Lì c'è la storia degli Scalpellini, della famosa pietra degli Scalpellini con il museo e poco più in là, di là del Piave, c'è la storia degli Zattieri con Codissago. Noi quindi qui possiamo raccontare storia, possiamo guardare all'oggi, ma anche al domani, con tante prospettive per chi viene a visitarci e chi viene a vivere qui. Siamo nel cuore storico della città di Longarone. Alle mie spalle c'è la sede del municipio, un tempo una villa nobiliare, Palazzo Mazzolà. Questo che vediamo è ciò che è rimasto in piedi dopo quel tragico evento del 9 ottobre del 1963. In realtà Longarone ha radici molto antiche. A testimonianza ci sono degli importanti rinvenimenti attraverso una campagna di scavi archeologici nelle zone di Fortogna e Pirago. Questa è una località molto importante storicamente perché è luogo di passaggio lungo il corso del fiume Piave, che a nord guarda il Cadore e le Dolomiti, mentre a sud la Val Belluna e la conca dell'Alpago. Fino al 1250, quindi durante il Medioevo, fu un possesso di Ezellino III da Romano, poi passò sotto il dominio dei da Carrara, poi i Visconti e nel 1420, come tutto il bellunese, diviene terra della Serenissima Repubblica di Venezia. Snodo economico fondamentale perché da qui partiva quel prezioso legname che costruiva e faceva grande la città di Venezia. Venezia lasciò molta autonomia a queste comunità proprio per l'importanza legata alle foreste che circondavano questo abitato. Tanto che nel 1623 venne fondata la Regola di Longarone, Igne e Pirago. Noi avremo la possibilità di vedere gli aspetti paesaggistici, naturalistici e lo faremo tra pochissimo andando alla ricerca di un luogo magico che si trova immerso nella foresta di Caiada.
momenti nella magica foresta di Caiada incontrerò finalmente la sua regina. Seguitemi! La regina del Caiada, questo maestoso abete bianco, Abi e Salba, Avedin in dialetto. Pensate che quest'albero è stato il primo albero monumentale del Veneto, tanto voluto anche dal WWF quale rappresentante di tutti gli alberi del Veneto. Perché? Per la sua altezza, 32 metri, per la sua circonferenza, 3,80 metri, ma anche per il suo valore storico. Perché la Serenissima usava l'albero da reme, che era il faggio per fare i remi, per le imbarcazioni, mentre l'abete bianco era usatissimo per gli alberi maestri, sui quali issavano le vele. Mi piace ricordare un metodo semplice per distinguerlo dal suo cugino abete rosso, l'albero di risonanza. L'abete bianco ha le pigne che volgono verso l'alto, l'abete rosso verso il basso, quindi facilmente distinguibili. Quest'albero ha circa 200 anni, quindi ne ha viste molte, ma purtroppo per motivi naturali ci sta lasciando. Probabilmente vivrà ancora 10 anni circa, perché un fungo lo ha attaccato e lo sta consumando pian piano. Quindi invito tutti voi a venire qua, a dare un ultimo saluto. E come ultimo saluto io lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Il mio nuovo acquisto montano. Sì, Bella la mia casetta, guarda, la casetta giusta proprio di dimensione. legno. Siamo nel cuore della foresta di Caiada. Tu hai anche avuto modo di L'onore, ossequiare, l'onore, sì, l'onore. l'albero così importante e famoso della nostra regione. Però, insomma, non so se noti lo spettacolo, la meraviglia di questa foresta. Sembra di essere in un altro pianeta, incontaminata proprio. Sì, sì. Faggi, abeti bianchi e abeti rossi. E peraltro siamo arrivati qua grazie al sostegno di Gianni e Silvio, senza di quali qua non si arrivava. Gli espertissimi. In realtà, per chi ama camminare e godersi la montagna d'estate e d'inverno, questo è un luogo assolutamente da scoprire, perché, come dicevo prima, totalmente incontaminato, non antropizzato, al di là di qualche piccola casa di legno come questa. Mi piaceva riportare le parole di Angelo Scotti, appassionato, che scrisse la prima guida di questa terra, di questa conca della Caiada, pubblicazione del 1972, e mi faceva un po' sorridere perché iniziava così nella sua prefazione. Dice: la conca di Caiada fra poco si raggiungerà con una strada carrozzabile. In realtà noi l'abbiamo raggiunta proprio su questa strada, che ai tempi in cui Angelo Scotti scrisse questa guida non c'era. Però è bello perché le parole che usa per descrivere e apprezzare queste valli e questa foresta sono davvero, davvero belle e sentite. E poi diceva: Caiada è sempre stata un luogo di grande tranquillità, frequentata dai giovani di Longarone ed anche dai più anziani, che ritornavano ogni anno con gioia a rivivere i ricordi della loro giovinezza. Ricordi di brevi soggiorni, di piacevoli escursioni, di passeggiate accompagnate dai canti della montagna. Siamo in un bel posto. Bello, bello, ma continua a leggere, è interessante. Allora, per esempio...
devo dire che qualche brivido io lo provo dal trovarmi qui. Questo è un ponte sospeso, una passerella molto importante per questa comunità. Siamo a Digne, che è una frazione del comune di Longarone, uno dei pochi borghi che è riuscito a vincere quella tragedia del 9 ottobre del 63. Ma questo è un monumento alle genti e al lavoro. Pensate che in questo paese si sviluppò una professione davvero importante, quella dei teleferisti. Infatti la tradizione che affonda le radici lontano del tempo, perché c'era l'esigenza di trasportare i tronchi da monte verso le sponde del torrente Maè, che poi è un affluente del fiume Piave, e lungo questi torrenti fluitavano decine e migliaia di tronchi. Però molte volte per riuscire a trasportarli dall'alto al basso c'era bisogno di strumentazioni tecnologiche, anche se eravamo nel 7-800, e nasceva questa professione di questi teleferisti che riuscivano ad ancorare passerelle e traini appunto per il lavoro su questi pendii molto importanti, molto difficili da vincere umanamente, per cui è nata una grande tradizione, diventando poi importante in tutta Europa, e nel 1973 si decise di costruire questo ponte sospeso. Pensate, è alto 125 metri, è piuttosto lungo e dà un po' di impressione quando lo si affronta, però è simbolo di queste comunità di tanto lavoro e di tanta fatica. Poi vi confesso che trovandomi qui, guardando queste vallate, non posso che pensare alla storia della Valle del Piave e anche di questo torrente, il Maè. Ci fu una importante battaglia il 9 novembre del 1917. Le truppe tedesche, capitanate dal giovanissimo tenente Rommel, che poi diventò famoso come la volpe del deserto, tagliarono la ritirata dei soldati che dal Cadore stavano ripiegando dopo la rotta di Caporetto verso la linea del Piave. Rommel poi ebbe una storia molto particolare. Intanto fu un cospiratore di Hitler, di quel famoso attentato che però non andò a segno, ma lo stesso Rommel sposò una ragazza a Danzica che si chiamava Maria Lucia Mollin, nata da genitori proprio di Longarone, quindi il destino era legato a questa località. Lei si firmava Lucie Rommel e proprio quando il giovane tenente arrivò sulle sponde di questi torrenti montani andò alla ricerca delle tombe degli avi di Lucia Maria e le trovò. Il problema è che poi quelle tombe vennero spazzate via come ogni cosa dopo la terribile tragedia del 1963. Però questa storia di Rommel ci fa capire come ci sia un grande legame ancora oggi, come lo è stato nel passato, lungo queste valli tra le pianure di Venezia e il nord dell'Europa. Feeling small when tears are in your eyes, I will try to more behind on your side. Go my life through. And friends just can't be found like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down.
ciò che rimane della chiesa di San Tommaso a Pirago. È rimasto in piedi solo il campanile dopo il tragico evento del 1963. Proprio il 9 ottobre alle ore 22:39 270 milioni di metri cubi di roccia scivolano dal monte Toc finendo all'interno del bacino artificiale, sollevando un'onda tricuspide che ha superato in altezza la corona della diga del Vajont di oltre 250 metri. Quel manufatto, che era considerato uno dei lavori idraulici più importanti del mondo, la diga più grande del mondo, è rimasta in piedi. Una grande opera ingegneristica che ci segnala qual è stato il grande errore dell'uomo che ha compiuto in quegli anni. Pensate, il più grande disastro naturale provocato dall'uomo. Quell'incredibile onda si è riversata nella valle del Piave, spazzando via letteralmente Longarone e le altre comunità limitrofe, provocando 1910 vittime, il più grande disastro naturale provocato dall'uomo. E proprio il campanile di Pirago è rimasto miracolosamente in piedi, anch'esso come monito, per non dimenticare mai quello che è successo in quell'anno. Nello scorso mese di ottobre si è svolta una cerimonia a ricordare quell'evento alla presenza del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, del presidente della Regione Veneto Luca Zaia e del nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In qualità di governatore del Friuli Venezia Giulia, sono qui oggi per commemorare insieme a voi tutti la 60ª ricorrenza di quello che un documento ONU, in occasione dell'Anno Internazionale della Terra del 2008, ha descritto come il più grave disastro ambientale della storia causato dall'uomo. Il 9 ottobre del 63 alle 22:39, come ricordava il presidente Fedriga, un pezzo di montagna finisce dentro una diga. Ma non è un pezzo qualsiasi, sono 270 milioni di metri cubi di roccia, più o meno il doppio dell'acqua che in quel momento si trovava nel lago artificiale. Oggi ci troviamo in un parco, quello delle Dolomiti Friulane, che nella bellezza di questi luoghi doverosamente dedica percorsi alla memoria. Siamo di fronte a due quadri, quello delle Prealpi Carniche e la diga, creazione artificiale. Entrambi oggi silenti monumenti alle vittime, a quelle inumate nei cimiteri, a quelle sepolte per sempre nei greti dei torrenti, sulle pendici, donne, uomini, bambini, quasi 500 bambini. Immenso sacrario a cielo aperto che si accompagna al cimitero di Fortogna, Museo Nazionale. Le Nazioni Unite hanno classificato questo evento come uno dei più gravi disastri ambientali della storia che sia stato provocato dall'uomo. Per questa ragione il 9 ottobre è stato indicato dal Parlamento giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo. La tragedia che qui si è consumata reca il peso di gravi responsabilità umane, di scelte che venivano denunziate
da parte di persone attente anche prima che avvenisse il disastro. Assicurare una cornice di sicurezza alla nostra comunità significa sapere apprendere la lezione dei fatti e saper fare passi avanti. L'interazione dell'uomo con la natura è parte dell'evoluzione della natura stessa. Sono passati 60 anni da quel tragico 9 ottobre 1963. Un tempo congruo per elaborare il lutto, ma non abbastanza per rimarginare la ferita che ancora è viva nelle nostre comunità. I paesi colpiti dall'onda sono ritornati alla vita e sono ancora qui grazie alla tenacia degli abitanti, alla grandissima dignità e forza d'animo dei sopravvissuti e dei superstiti e alla solidarietà e all'impegno dei soccorritori ai quali ieri Longarone ha voluto dedicare un viale per esprimere loro la nostra infinita gratitudine e riconoscenza. Soccorritori che proprio qui, 60 anni fa, gettarono le basi per quel sistema di protezione civile la cui eccellenza oggi è riconosciuta in tutto il mondo. È un piacere incontrarla, Renato. Sì. Io. E siamo in un luogo importante per queste comunità, il cimitero della Muda, che venne realizzato ovviamente dopo la tragedia del Vajont. Perché è stato voluto così? Allora, io credo che ci sia un grande intuito da parte del progettista. Qui si è trovato un luogo piuttosto riparato, pianeggiante, che si presta molto ad un inserimento naturale che non disturba alla vista, tant'è che, come vedete, da ogni luogo, da ogni punto così dei camminamenti oppure anche da questo terrazzamento si gode la vista a 360 gradi della montagna, quindi si respira un ambiente sereno, un ambiente di serenità e di tranquillità e anche di introspezione. Quindi è una spaccatura, ecco, con una sorta di trincea, certo, mi verrebbe da dire. Sembra quasi che questa trincea, che è lunga e che percorre tutto il pianoro collegando una serie di elementi circolari che si rifanno ai tolos della Magna Grecia, no? Sia quasi di una forma naturale, una spaccatura naturale del terreno. Quindi questo inserimento ipogeo del percorso, dove poi trovano posto le tumulazioni, no? È un luogo rasserenante. Fra l'altro addirittura il camminamento è percorso lateralmente da muraglie, da muri in pietra che si rifanno alla pietra naturale del luogo. E quindi è un continuo connubio non solo con lo spirito, ma proprio con l'importanza della natura. Della natura, sì. Direi anche che c'è chi vuole ricordare anche le trincee della Prima Guerra Mondiale, che sono punti sacrificali, diciamo, che erano scavati nelle rocce delle nostre montagne e che sono a ricordo appunto della Prima Guerra Mondiale.
Renato, ci fu un grande dibattito su come ricostruire Longarone dopo quel disastro. Sì, dobbiamo metterci nei panni degli amministratori che, impreparati all'indomani del disastro del Vajont ad affrontare la ricostruzione di un paese totalmente distrutto, dovevano affrontare. No, per cui giustamente fu dato l'incarico ad un professionista, il professor Samonà, l'architetto Samonà, che era direttore allo IUAV di Venezia a quei tempi, e il quale aveva anche al suo seguito un gruppo di altri professionisti, architetti di fama almeno nazionale. Sostanzialmente non rimane nessun tracciato di quella che era la Longarone di un tempo, no? Sì, il suggerimento probabilmente avuto e la filosofia del progetto di ricostruzione di Samonà deriva dal fatto che Longarone viene totalmente distrutto. Totalmente distrutto vuol dire che proprio geograficamente è annientato, cancellato, annullato. Non rimane nessun segno tangibile da poter su cui poter appoggiare un progetto di ricostruzione, no? Oggi cos'è che vediamo? Vediamo un'impronta urbanistica che è l'impronta del progetto di ricostruzione di Samonà, no? Quindi il ripercorrere Longarone per la via Roma, la via principale, la vecchia via Longarone, e la costruzione di alcuni edifici che già all'inizio del 64-65 le scuole elementari e i bunker, i cosiddetti bunker, le scuole elementari furono progettate da Costantino Dardi, sempre dell'equipe di Samonà, e i bunker da Valeriano Pastor, no? Furono avversati dalla popolazione. Che rivoleva il vecchio paese, sostanzialmente. La popolazione li avversò perché, vedendo che queste costruzioni emergevano totalmente in cemento armato brut, voleva dire che la proposta di Samonà era quella di costruire una città totalmente diversa a quella precedente, mentre la gente era rimasta, i superstiti volevano la ricostruzione di un paese che fosse più aderente all'architettura del passato. E quindi ci fu una sorta di compromesso. Un compromesso tra la volontà dei cittadini e il contributo e la collaborazione data dall'architetto Avon e Tentori. Grazie Renato, davvero. Ormai già sapete che mi piace ricordarvi l'importanza di imparare ad ascoltare gli alberi. E imparare ad ascoltarli non solo con le orecchie. Sì, perché questi esseri viventi hanno tante cose da raccontarci, tante storie antiche di genti, di eventi, tante storie di territori. Questo è un bellissimo esempio, questa sequoia gigante. Pensate che quest'albero ha circa 160 anni,
ma queste piante riescono a raggiungere 2000 anni di età. Questa è stata messa a dimora alla metà dell'Ottocento nel giardino della Villa Tallacchini. Fu definita la sequoia più alta d'Italia fino agli anni 50, perché purtroppo un fulmine la colpì la sua cima e ne spezzò 8 metri. Lei riuscì a ricostruire la cima, infatti adesso non si nota quella cicatrice, quella non si nota molto di più un'altra cicatrice importante. Come vedete, questi 5 metri quasi che simboleggiano quella tragica notte del 9 ottobre del 63. Sì, perché questa sequoia riuscì a resistere e da quel momento fu detta la pianta santa, perché diventò simbolo di Longarone e simbolo della popolazione di Longarone, che ebbe la forza di rinascere, di raccogliere tutte le energie possibili per ricostruire una nuova vita. Quindi sono molto emozionato, perché ora andrò ad abbracciare quest'albero che mi trasmetterà tanta energia. E come sempre vi ricordo, abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Lo spazio sommitale della chiesa di Longarone, ancora dedicata a Santa Maria Immacolata, che venne costruita nel sito della precedente chiesa, ovviamente distrutta, i cui resti sono conservati ancora qua nel Museo Pietre Vive. Questa chiesa fu un'opera eccezionale al tempo, un'opera modernissima che crea un continuo con la città e si affaccia verso la diga, che ha creato poi tutto quello che abbiamo raccontato in questo nostro percorso. Il progettista fu Giovanni Michelucci. All'inizio fu un po' contestata l'idea di costruire una chiesa completamente moderna e diversa dalle strutture tipiche e iconiche del tempo. Ovviamente la popolazione abbisognava di una continuità col proprio passato. In realtà si decise di fare qualcosa davvero unico e diverso. E questo è ciò che vediamo, una struttura molto particolare in calcestruzzo, 2 anfiteatri sovrapposti, uno interno che contiene l'aula della preghiera ed uno esterno che diventa una sorta di piazza che guarda queste montagne. L'andamento è ellittico e culmina con una vela che sormonta una croce, un'opera davvero emozionante quando la si guarda, perché si pensa ovviamente a ciò che è accaduto, ma si pensa come si possa lanciare dei ponti verso il futuro, come ci si possa sviluppare anche dopo un tragico evento. Poi è bellissimo il raccordo che c'è tra i 2 anfiteatri, che si fa Via Crucis, quella del Vangelo, ma anche la Via Crucis della fatica che queste comunità hanno dovuto affrontare. A pochi passi da questo opificio religioso si trova un piccolo giardino.
l'aiuola della rinascita, che ospita un gilco biloba, simbolo di vita, simbolo di rinascita, la stessa pianta che sopravvisse al grande disastro di Hiroshima. All'interno di questa chiesa è conservata una statua lignea che era conservata all'interno della precedente parrocchiale andata distrutta, e la statua venne recuperata, pensate, a Fossalta di Piave dopo il disastro del Vajont. Quindi questa Madonna compì sostanzialmente 100 chilometri, venne ripescata e riportata nel suo sito naturale. Io devo dire che questi giorni, a contatto con le persone che vivono e animano questa cittadina, gente che è sopravvissuta, gente che ha avuto grandi tragedie familiari, ha rilanciato in me l'idea che si può davvero ripartire, si può ancora creare, si può per davvero sognare. Ciò che rimane della chiesa di San Tommaso a Pirago. È rimasto in piedi solo il campanile dopo il tragico evento del 1963. Proprio il 9 ottobre alle ore 22:39 270 milioni di metri cubi di roccia scivolano dal monte Toc finendo all'interno del bacino artificiale, sollevando un'onda tricuspide che ha superato in altezza la corona della diga del Vajont di oltre 250 metri. Quel manufatto, che era considerato uno dei lavori idraulici più importanti del mondo, la diga più grande del mondo, è rimasta in piedi. Una grande opera ingegneristica che ci segnala qual è stato il grande errore dell'uomo che ha compiuto in quegli anni. Pensate, il più grande disastro naturale provocato dall'uomo. Quell'incredibile onda si è riversata nella valle del Piave, spazzando via letteralmente Longarone e le altre comunità limitrofe, provocando 1910 vittime, il più grande disastro naturale provocato dall'uomo. E proprio il campanile di Pirago è rimasto miracolosamente in piedi, anch'esso come monito, per non dimenticare mai quello che è successo in quell'anno. Nello scorso mese di ottobre si è svolta una cerimonia a ricordare quell'evento, alla presenza del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, del presidente della Regione Veneto Luca Zaia e del nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
In qualità di governatore del Friuli Venezia Giulia, sono qui oggi per commemorare insieme a voi tutti la 60ª ricorrenza di quello che un documento ONU, in occasione dell'Anno Internazionale della Terra del 2008, ha descritto come il più grave disastro ambientale della storia causato dall'uomo. Il 9 ottobre del 63 alle 22:39, come ricordava il presidente Fedriga, un pezzo di montagna finisce dentro una diga. Ma non è un pezzo qualsiasi, sono 270 milioni di metri cubi di roccia, più o meno il doppio dell'acqua che in quel momento si trovava nel lago artificiale. Oggi ci troviamo in un parco, quello delle Dolomiti Friulane, che nella bellezza di questi luoghi doverosamente dedica percorsi alla memoria. Siamo di fronte a due quadri, quello delle Prealpi Carniche e la diga, creazione artificiale. Entrambi oggi silenti monumenti alle vittime, a quelle inumate nei cimiteri, a quelle sepolte per sempre nei greti dei torrenti, sulle pendici, donne, uomini, bambini, quasi 500 bambini. Immenso sacrario a cielo aperto che si accompagna al cimitero di Fortogna, Museo Nazionale. Le Nazioni Unite hanno classificato questo evento come uno dei più gravi disastri ambientali della storia che sia stato provocato dall'uomo. Per questa ragione il 9 ottobre è stato indicato dal Parlamento giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo. La tragedia che qui si è consumata reca il peso di gravi responsabilità umane, di scelte che venivano denunziate da parte di persone attente anche prima che avvenisse il disastro. Assicurare una cornice di sicurezza alla nostra comunità significa sapere apprendere la lezione dei fatti e saper fare passi avanti. L'interazione dell'uomo con la natura è parte dell'evoluzione della natura stessa. Sono passati 60 anni da quel tragico 9 ottobre 1963, un tempo congruo per elaborare il lutto, ma non abbastanza per rimarginare la ferita che ancora è viva nelle nostre comunità. I paesi colpiti dall'onda sono ritornati alla vita e sono ancora qui grazie alla tenacia degli abitanti, alla grandissima dignità e forza d'animo dei sopravvissuti e dei superstiti e alla solidarietà e all'impegno dei soccorritori ai quali ieri Longarone ha voluto dedicare un viale per esprimere loro la nostra infinita gratitudine e riconoscenza. Soccorritori che proprio qui, 60 anni fa, gettarono le basi per quel sistema di protezione civile la cui eccellenza oggi è riconosciuta in tutto il mondo.
piacere incontrarla, Renato. Sì. E siamo in un luogo importante per queste comunità, il cimitero della Muda, che venne realizzato ovviamente dopo la tragedia del Vajont. Perché è stato voluto così? Allora, io credo che ci sia un grande intuito da parte del progettista. Qui si è trovato un luogo piuttosto riparato, pianeggiante, che si presta molto ad un inserimento naturale che non disturba alla vista, tant'è che, come vedete, da ogni luogo, da ogni punto così dei camminamenti, oppure anche da questo terrazzamento, si gode la vista a 360 gradi della montagna, quindi si respira un ambiente sereno, un ambiente di serenità e di tranquillità e anche di introspezione. Quindi è una spaccatura, ecco, con una sorta di trincea, mi verrebbe da dire. Sembra quasi che questa trincea, che è lunga e che percorre tutto il pianoro collegando una serie di elementi circolari che si rifanno ai tolos della Magna Grecia, no? Sia quasi di una forma naturale, una spaccatura naturale del terreno. Quindi questo inserimento ipogeo del percorso, dove poi trovano posto le tumulazioni, no? È un luogo rasserenante. Fra l'altro addirittura il camminamento è percorso lateralmente da muraglie, da muri in pietra che si rifanno alla pietra naturale del luogo. E quindi è un continuo connubio non solo con lo spirito, ma proprio con l'importanza della natura. Della natura, sì. Direi anche che c'è chi vuole ricordare anche le trincee della Prima Guerra Mondiale, che sono punti sacrificali, diciamo, che erano scavati nelle rocce delle nostre montagne e che sono a ricordo appunto della Prima Guerra Mondiale. Renato, ci fu un grande dibattito su come ricostruire Longarone dopo quel disastro. Sì, dobbiamo metterci nei panni degli amministratori che, impreparati all'indomani del disastro del Vajont ad affrontare la ricostruzione di un paese totalmente distrutto, dovevano affrontare. No, per cui giustamente fu dato l'incarico ad un professionista, il professor Samonà, l'architetto Samonà, che era direttore allo IUAV di Venezia a quei tempi, e il quale aveva anche al suo seguito un gruppo di altri professionisti, architetti di fama almeno nazionale. Sostanzialmente non rimane nessun tracciato di quella che era la Longarone di un tempo, no? Sì, il suggerimento probabilmente avuto e la filosofia del progetto di ricostruzione di Samonà deriva dal fatto che Longarone viene totalmente distrutto. Totalmente distrutto vuol dire che proprio geograficamente è annientato, cancellato, annullato. Non rimane nessun segno tangibile da poter su cui poter appoggiare un progetto di ricostruzione, no? Oggi cos'è che vediamo? Vediamo un'impronta urbanistica che è l'impronta del progetto di ricostruzione di Samonà, no? Quindi il ripercorrere Longarone per la via Roma, la via principale, la vecchia via Longarone, e la costruzione di alcuni edifici che già all'inizio del 64-65 le scuole elementari e i bunker, i cosiddetti bunker, le scuole elementari furono progettate da Costantino Dardi, sempre dell'equipe di Samonà, e i bunker da Valeriano Pastor, no? Furono avversati dalla popolazione.
che rivoleva il vecchio paese sostanzialmente. La popolazione li avversò perché, vedendo che queste costruzioni emergevano totalmente in cemento armato brut, voleva dire che la proposta di Saint-Monat era quella di costruire una città totalmente diversa a quella precedente, mentre la gente era rimasta, i superstiti volevano la ricostruzione di un paese che fosse più aderente all'architettura del passato. E quindi ci fu una sorta di compromesso. Un compromesso tra la volontà dei cittadini e il contributo e la collaborazione data dall'architetto Avon e Tentori. Grazie Renato, davvero. Ormai già sapete che mi piace ricordarvi l'importanza di imparare ad ascoltare gli alberi. E imparare ad ascoltarli non solo con le orecchie. Sì, perché questi esseri viventi hanno tante cose da raccontarci, tante storie antiche di genti, di eventi, tante storie di territori. Questo è un bellissimo esempio, questa sequoia gigante. Pensate che quest'albero ha circa 160 anni, ma queste piante riescono a raggiungere 2000 anni di età. Questa è stata messa a dimora alla metà dell'Ottocento nel giardino della Villa Tallacchini. Fu definita la sequoia più alta d'Italia fino agli anni 50, perché purtroppo un fulmine la colpì la sua cima e ne spezzò 8 metri. Lei riuscì a ricostruire la cima, infatti adesso non si nota quella cicatrice, quella non si nota. Si nota molto di più un'altra cicatrice importante. Come vedete, questi 5 metri quasi che simboleggiano quella tragica notte del 9 ottobre del 63. Sì, perché questa sequoia riuscì a resistere e da quel momento fu detta la pianta santa, perché diventò simbolo di Longarone, simbolo della popolazione di Longarone, che ebbe la forza di rinascere, di raccogliere tutte le energie possibili per ricostruire una nuova vita. Quindi sono molto emozionato, perché ora andrò ad abbracciare quest'albero che mi trasmetterà tanta energia. E come sempre vi ricordo, abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita.
spazio sommitale della chiesa di Longarone, ancora dedicata a Santa Maria Immacolata, che venne costruita nel sito della precedente chiesa, ovviamente distrutta, i cui resti sono conservati ancora qua nel Museo Pietre Vive. Questa chiesa fu un'opera eccezionale al tempo, un'opera modernissima che crea un continuo con la città e si affaccia verso la diga che ha creato poi tutto quello che abbiamo raccontato in questo nostro percorso. Il progettista fu Giovanni Michelucci. All'inizio fu un po' contestata l'idea di costruire una chiesa completamente moderna e diversa dalle strutture tipiche e iconiche del tempo. Ovviamente la popolazione abbisognava di una continuità col proprio passato. In realtà si decise di fare qualcosa davvero unico e diverso. E questo è ciò che vediamo, una struttura molto particolare in calcestruzzo, due anfiteatri sovrapposti, uno interno che contiene l'aula della preghiera ed uno esterno che diventa una sorta di piazza che guarda queste montagne. L'andamento è ellittico e culmina con una vela che sormonta una croce, un'opera davvero emozionante quando la si guarda, perché si pensa ovviamente a ciò che è accaduto, ma si pensa come si possa lanciare dei ponti verso il futuro, come ci si possa sviluppare anche dopo un tragico evento. Poi è bellissimo il raccordo che c'è tra i due anfiteatri, che si fa Via Crucis, quella del Vangelo, ma anche la Via Crucis della fatica che queste comunità hanno dovuto affrontare. A pochi passi da questo opificio religioso si trova un piccolo giardino, l'aiuola della rinascita, che ospita un gilco biloba, simbolo di vita, simbolo di rinascita, la stessa pianta che sopravvisse al grande disastro di Hiroshima. All'interno di questa chiesa è conservata una statua lignea che era conservata all'interno della precedente parrocchiale andata distrutta, e la statua venne recuperata, pensate, a Fossalta di Piave dopo il disastro del Vajont. Quindi questa Madonna compì sostanzialmente 100 chilometri, venne ripescata e riportata nel suo sito naturale. Io devo dire che questi giorni, a contatto con le persone che vivono e animano questa cittadina, gente che è sopravvissuta, gente che ha avuto grandi tragedie familiari, ha rilanciato in me l'idea che si può davvero ripartire, si può ancora creare, si può per davvero sognare. Mi trovo a pochi passi dalla chiesa di Longarone. Alle mie spalle
un monumento dedicato a Jacopo Tasso, che è stato un eroe di questa città, nato proprio qui nel 1808. Durante gli studi universitari a Padova si avvicina alle istanze rivoluzionarie di Mazzini e addirittura nel 1849 organizza un gruppo di bellunesi a sostegno della rivolta di Manin e Calvi nella città di Venezia. La sua attività clandestina venne scoperta e proprio in quell'anno, nel 1849, venne arrestato, condotto a Treviso e fucilato nei pressi dei bastioni di Santa Sofia. Adesso, con Ivo Gallo, raggiungerò il paese di Codissago per una storia epica legata al trasporto dei tronchi verso Venezia e assisteremo alla legatura dei tronchi da parte di un carissimo amico che è Arnaldo Olivier. Piacere. Sì. Incontrare ancora una volta un maestro di vita, direi, il grande Arnaldo Olivier. Un monumento per queste zone. Perché mantiene viva questa antichissima tradizione, credo millenaria, della fluitazione dei tronchi dal Cadore verso la città di Venezia. E chi più di te può raccontarci questa storia? Come funzionava? Intanto non sono solo, c'è un'associazione alle spalle che tramite il Vaillant abbiamo ricostruito più di 40 anni fa per portare proprio alla memoria questa grande tradizione che i nostri zattieri andavano in tutto il mondo per le gare e soprattutto per navigare. Quindi questa storia partiva dal bosco, logicamente, perché se non c'erano i boscaioli il legname non arrivava a Venezia. Poi veniva fluitato, questi tronchi, che erano più di 300.000 perché arrivavano dal Piave ma anche dal torrente Boite, venivano anche segnati, perché quali erano i tronchi che si potevano prendere? Quelli segnati dal mercante oppure dal proprietario. Certo. Quindi arrivavano e si fermavano ai cidoli. I cidoli non erano altro che delle dighe con dei bordonali, con dei pali che venivano chiusi e quindi si aspettavano tutto il flusso di questi tronchi. Quando erano tutti presenti si cominciava a fluitare. Dal bosco di Sommadida, chiamato bosco di San Marco, anzi erano tutti boschi di San Marco, a dire la verità. Perché di Venezia. Era Venezia che nel 400 siamo stati annessi a Venezia. Quella era un top delle zattere, quindi 20 zattieri di Codissago formavano questa zattera e la portavano direttamente all'arsenale, dove diventava i pennoni delle navi. Questi erano 3 boschi, questo, quello del Cansiglio, perché del Cansiglio arrivavano i tronchi di faggio tagliati a steli e diventavano i remi, il bosco da remi di San Marco. Il terzo è quello del Montello, roveri. I roveri venivano tagliati e poi messi in acqua forse a dargli un qualcosa di più, come si può dire, elastico, e diventavano lo scafo della nave. E poi varie tappe? Varie tappe, 5 porti, Codissago, Ponte nelle Alpi che si chiamava Capo di Ponte, Belluno, Falzè di Piave Nervesa e Ponte di Piave. A Ponte di Piave si cominciava, il Piave diventava così grande che la zattera non poteva andare da sola, quindi i cavalli sulle alzaie la trasportavano fino all'ingresso della laguna. Mamma mia, che con l'alta marea o con fornivano le varie isole, tra cui l'Arsenale che era la potenza commerciale e militare della potenza veneziana. E ancora tu sai trasmettere la costruzione di una zattera che sì, perché ha detto che si assemblavano queste zattere. Sì, veniva. E quindi tu sei ancora in grado di assemblare o almeno spiegare come. Insieme con gli altri, che noi senz'altro. Vogliamo sempre imparare cose nuove. Sì, ecco, l'assemblamento è la zattera che era tutta in legno. Cioè, anche le legature stesse non erano né corde di canapa oppure di ferro, erano i polloni di nocciolo che presi nel bosco, ritorti, cioè rotta l'anima che è all'interno, messi a macerare, diventano come le. Ricordiamo che i polloni sono quei rami che vengono alla base, sì. Quindi migliaia e migliaia di quelle fornivano le legature per essere poi fatte.
Arnaldo, trasmettere questa tradizione e ricordare anche l'evento tragico che è successo nel 63 è importante per i giovani. Per me sì, perché si dice che le storie non esistono se non c'è qualcuno che le racconta, sperando che le raccontino sempre nel verso giusto. Grazie, davvero grazie. Ivo Gallo, pronto a fluitare? Prontissimo. Venezia ci sta aspettando. Andiamo. Ho scelto di incontrare Claudia proprio qui, dove insistono gli antichi murazzi costruiti nel 1600 che servivano a terrazzare i pendii della montagna per coltivare, quindi simbolo di operosità, come tutta questa valle ci ricorda come l'uomo abbia saputo nel tempo rinascere e sviluppare un'economia molto importante, che soprattutto si basa in quest'area sul legname e sul gelato. Claudia. Certo, sì, è da tantissimo tempo, qui poi c'è la fiera storica del gelato artigianale, la MIG, dal 1959. I nostri avi partirono e sono andati nel mondo per portare questa eccellenza del nostro territorio che è il gelato artigianale, e quindi sicuramente un momento importante, quello della Mostra Internazionale del Gelato, dove la Confartigianato c'è anche in una veste nuova, perché la gelateria oggi, al passo con i tempi, è anche piccola pasticceria, è anche cioccolateria, e quindi i nostri maestri porteranno tutto questo a questa MIG, e la Confartigianato quindi c'è con i propri artigiani, le proprie eccellenze, e oggi la gelateria è tutto questo. E poi il simbolo di quest'area è anche il legname, che ha fatto grande Venezia peraltro. Assolutamente sì, il legname partiva da qui, dai nostri boschi, del Longaronese, del Cadore, dello Zoldano, e andavano a Venezia. È stata costruita la città di Venezia con il nostro legno, e a tutt'oggi il legno rappresenta un materiale fondamentale per le nostre costruzioni, quindi un materiale che è presente nei tabià, per esempio, quindi la storia dell'architettura delle nostre costruzioni, ma presente anche nelle nuove costruzioni, ed è per questo che abbiamo un progetto importante per l'inizio del 2024, un Interreg con un partner austriaco, e faremo proprio un focus, una formazione specifica insieme all'Austria per la ricostruzione e la ristrutturazione di edifici con materiali sostenibili. E il legno è assolutamente materiale sostenibile, e la nostra missione sarà far capire e comprendere ai nostri artigiani qual è l'equilibrio perfetto tra la tradizione e il futuro, quindi utilizzo del legno come era usato nella storia e come verrà utilizzato nel futuro grazie all'uso della tecnologia. Grazie Claudia. Io so che a proposito di lavorazione del legno, Ivo è alle prese con le sculture del mitico Mauro Lampo. Se sei d'accordo, Claudia, passeggiamo lungo i murazzi di Longarone. D'accordo, andiamo. Finalmente, dopo un po' di tempo, rincontriamo un vecchio amico, Mauro Lampo, nella sua bottega. Ricordiamo Mauro Lampo, coadiuvato dalla tua cara Manu. La mia Emanuela. E anche da un terzo familiare. Adesso è in agguato lì sopra. Icaro. Tatone, po. Vieni.
Guardalo. Arriverà, magari poi lo vedete. Caro Mauro, questa è la tua bottega dove esponi tutte le tue opere, esponete le vostre Qui opere. riceviamo il nostro pubblico. Ok, ma tu hai anche una scuola. Io sono venuto quest'oggi qui da te per imparare. Dopo tanto era ora. Finalmente ho deciso, mi sono deciso. E insegnami, cosa potresti insegnarmi? Beh, intanto a capire cos'è un pezzo di legno, a toccarlo, non come certi architetti che ti fanno la casa e non hanno mai toccato un mattone e un pezzo di legno. No, qui partiamo da prima, dalla materia, te la racconto un attimo, perché il legno di Cirmolo che contraddistingue la nostra produzione è un albero che cresce solo sull'arco alpino, ma l'80% di questi alberi cresce in Dolomiti, a 1800 metri, ha un profumo ineguagliabile, è il legno delle Dolomiti e fa molto bene al corpo, alle altre vie respiratorie, alla frequenza cardiaca. Lo usiamo nell'oggettistica, nei mobili come da tradizione, nei rivestimenti delle case, nelle boiserie e soprattutto per insegnare, perché la gente che comincia con il Cirmolo si innamora di questa essenza. Adesso è ora che andiamo alla mia È scuola. ora di imparare, quindi voi continuate a guardare le opere di Mauro. Io Lui vado nel a sedurlo. frattempo mi insegnerà. Ecco, allora, ti dicevo, lavoriamo legno di Cirmolo. Ok. Legno di Cirmolo meravigliosamente profumato e molto elastico, quindi si presta molto ad essere scolpito. Come si progetta una cosa di questo tipo? Allora, lo strumento sono matita e compasso. Tieni questo? Vai. Guarda, guarda. Diamoci una dimensione di una rosellina o qualcosa del genere, che viene contenuta qui dentro. Avete mai fatto quelle cose che facevano i Camuni, gli uomini preistorici, che disegnavano, avete presente il fiore della Lega Veneta? Ecco, viene fatto con questo concetto qui. Si scompone geometricamente, che è molto semplice, nel senso che anche un uomo primitivo sapeva che con un compasso scomponevi delle geometrie. Fantastico. Scomposto a questo, all'interno, parto già da qui, vedi? Si crea un modulo da riproporre. Perché non si disegna una cosa intera? Perché basta mettere una puntina al centro e usare questo disegno facendolo ruotare con la carta a carbone, questa sconosciuta perché i bambini non sanno più cos'è, e disegnare un qualcosa che poi andrà tagliato dall'altra parte. Adesso prima ti faccio vedere un traforo elettrico che è fondamentale per scontornare queste cose e provi a tagliare. Dopo passiamo ai nostri banchi da scultura che ti farò vedere come funzionano. Sono bellissimi perché con questi banchi io riesco a far lavorare persone in sedia a rotelle come normodotati. Quando si scolpisce non si deve stare appoggiati a un tavolo, bisogna scolpire con la schiena in piedi, dritti e con le mani e il lavoro davanti al collo. Vedrai che non si fa fatica. Apparentemente quando approcci a questa cosa sembra molto complessa. Hai visto che con un po' di metodo riusciamo a fare cose anche più complicate. Adesso ti impegni a venire a lezione, vero? Sì, anche perché un po' di metodo, soprattutto un buon maestro, ragazzi, il mio Obi-Wan. Guardate. Ecco, prossimamente su questi schermi. Verrò sicuramente, inviterò anche il mio caro amico Lele Marcassa che ti... Ma sa usare le mani, non mi dà tanta fiducia. Proviamo. Ma con un maestro come te, secondo me riuscirebbe anche lui. Digli che sono molto severo. Quindi
proprio per questo vado a raggiungerlo, questo me lo porto via io. Certo. Grazie. E ti riabbraccio. Grandissimo. A presto, grandissimo. a presto, Carlo. Ciao. Ivo Gallo, Dimmi, Lele Marcassa, sei contento? contentissimo. Un viaggio particolare, Un turbine di emozioni. per certi versi anche un po' difficile, riportare alla memoria di accadimenti così feroci, così difficili da superare. Però quanta bella gente, eh? Sì. Quanta energia, energia. Noi vi aspettiamo al prossimo viaggio, alla prossima puntata. Vorrei chiudere con alcune parole di Dino Buzzati che scrisse proprio il giorno dopo l'accadimento della tragedia del Vajont. Ancora una volta la fantasia della natura è stata più grande ed asciutta che la fantasia della scienza. Sconfitta in aperta battaglia, la natura si è vendicata, attaccando il vincitore alle spalle. Si direbbe quasi che in tutte le grandi conquiste tecniche stia nascosta una lama segreta e invisibile che a un momento dato scatterà. E il monte che si è rotto e ha fatto lo sterminio è uno dei monti della mia vita, il cui profilo è impresso nel mio animo e mi rimarrà per sempre. Ragione per cui chi scrive si trova ad avere la gola secca e le parole di circostanza non gli vengono. Le parole incredulità, orrore, pietà, costernazione, rabbia, pianto, lutto gli restano dentro col loro peso crudele. Da Ivo Gallo, Ma soprattutto da Lele Marcassa. finisce questo viaggio. Vi aspettiamo tutti alla prossima avventura. A Longarone a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri figli sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.